Bene, allora buonasera a tutti, puntuali, quarto d'ora accademico, buonasera, benvenuti a Vox Populi, rassegna percorsi di fede, storia e attualità, organizzata dal Comitato regionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, col sostegno del contributo del Comune di Udine, e questa sera in collaborazione, in stretta collaborazione con l'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, con lo studio atelier dei fratelli Borella di Manzano e con Esplora e Ama di Elena Iuri and Company. Io vi ringrazio perché fino a qualche minuto fa c'è stato qua veramente il diluvio, non dico universale, ma eravamo quasi cose, volantini, casse che volavano, ci mancavano soltanto che volevamo anche noi. E io inizierei subito, per non perdere tempo, visto che siamo in diretta a Facebook, per presentare subito per gli indirizzi e saluti istituzionali il presidente Giorgio Mior, che anche lui ha fatto le 12 fatiche di Ercole oggi per essere qua presenti con noi. Prego Giorgio Mior, un applauso, grazie. Eccoci qua. Per il nome Covid c'è già il microfono disinfettato, qua siamo rigorosamente live in diretta e pertanto Giorgio a te il primo saluto come ente organizzatore di questa rassegna Vox Populi, che come abbiamo detto nell'inaugurazione della mostra storico-documentaria sulla Regia Marina Militare Italiana, che tuttora è aperta e visibile gratuitamente alla Galleria Tina Modotti fino al 18 luglio, abbiamo detto 12 appuntamenti come 12 apostoli e crediamo che il ritorno alle radici, all'identità, al patrimonio culturale della nostra città di Udine e di ciò che rappresenta il Friuli sia fondamentale, e per quello che abbiamo voluto dare anche un segno proprio nel titolo e nel numero degli appuntamenti. A lei la parola, Presidente Giorgio Mioli. Sì, mi sentite? Naturalmente vi porto il saluto dell'Associazione Italiana Cultura e Sport e del Comitato regionale. Non so quanti lo conoscano, ma spero di sì. È una realtà abbastanza consolidata in tutta la regione, in particolar modo su Pordenone, però anche su Udine stanno migliorando molto. Abbiamo una consistenza di oltre 300 associazioni affiliate con oltre 25.000 tesserati e devo dire con orgoglio che sto seguendo Udine personalmente in questo ultimo anno come presidente regionale proprio per rilanciare un attimo l'attività qua. E quando mi è stato ipotizzato e proposto dall'amico Ugo di procedere anche nella cultura in un settore che nella Friuli centrale come il nostro ovviamente è molto sentito, io sono stato il primo sicuramente entusiasta ad aderire a questa iniziativa e l'ho appoggiata in pieno. Perché? Perché credo che l'ente di promozione che rappresento non sia solo sport, infatti anche l'acronimo c'è Associazione Italiana Cultura Sport. È ovvio che lo sport è una parte, la cultura è un'altra, però sempre di più abbiniamo sport e cultura. In questo caso è proprio storia e cultura, per dire la verità. Comunque ringrazio ovviamente l'amministrazione di Udine perché con una sensibilità direi unica più che rara, il sindaco lo ringrazio personalmente per l'appoggio finanziario, ma soprattutto l'appoggio all'iniziativa in sé che ha voluto dare. Ovviamente un ringraziamento anche all'amico Ugo, che ci conosciamo da una vita e da una vita diciamo bisogna che facciamo qualcosa di cultura. Ovviamente a Udine, perché lui ovviamente dice non mi sposto in altre parti, va bene. Comunque sicuramente una persona competente con cui si lavora bene e lui trova un appoggio notevole nell'organizzazione del nostro ente e io sono veramente orgoglioso di poter essere presente, ma soprattutto di supportare queste grandi iniziative che vogliono, non dico rivalutare, ma portare a galla quello che sono realtà forti, culturali del nostro territorio. Romeo e Giulietta insegna, come ho studiato anch'io un po', insegna appunto le origini vere, quindi è giusto valorizzare anche questo in questo momento. Quindi un ringraziamento particolare a tutti voi presenti, ancora al Sindaco per il notevole appoggio che si è dato e passo la parola a Ugo per i saluti del Sindaco. Pronti? Mi senti? Va? 1, 2, 3, prova? Prova, sì, ecco va, adesso siamo riusciti a far funzionare anche il secondo microfono. Bene. Signor Sindaco,
La invito sul palco per portare il saluto istituzionale dell'amministrazione comunale. Saluto anche la Presidente della Commissione Cultura, Elisabetta Marioni, la ringraziamo per essere qui presente con noi. Signor Sindaco, Udine Estate 2021 è partita, all'insegna di tante iniziative, e noi andiamo avanti anche con il Maltempo sotto la loggia del Lionello, che finalmente riacquista anche quello spazio, quell'attenzione che gli udinesi da qualche anno forse aspettavano, no? Sì, Udine Estate, intanto buonasera a tutti, è un luogo anche non solo di spettacoli musicali ma anche di incontri culturali, perché è importante parlare di cose che riguardano la nostra cultura, in questo caso che riguardano la storia e la nostra cultura, perché il fatto di Romeo e Giulietta, dei protagonisti friulani di questa storia che Shakespeare ha così ambientato in quel di Verona, noi sappiamo che invece la storia parte da questa città, è stata ambientata in questa città, in alcune parti insomma, della città di Udine, e io nel mio programma elettorale ho esplicitamente parlato del recupero di questo messaggio della cultura di Giulietta e Romeo e di qualificare sempre più la città di Udine per recuperare questo aspetto. Purtroppo siamo un po' in ritardo, dicevo prima, dottor Fomelli, che abbiamo perso qualche mese, forse anche qualche anno, dovevamo essere un po' più rapidi nel realizzare le cose che riguardano Giulietta e Romeo. Ma insomma stiamo lavorando con l'assessore alla cultura e con l'assessore dei grandi eventi per arrivare rapidamente a una definizione con proprio collocazione di manifesti, o meglio, di immagini e di testi che qualificano insomma questa storia che, ripeto, ha visto la città di Udine protagonista. È una cosa che dobbiamo fare, come anche stasera si tornerà a parlare di Giulietta e Romeo, e quindi ancora una volta dobbiamo spiegare ai cittadini di Udine l'importanza anche di recuperare questa storia e di essere protagonisti in questa storia, oltre che a fare cultura in senso lato. So che avete anche domani sera un'altra serata proprio sempre dedicata a questi argomenti importanti per qualificare un po' questa Udine Estate, che, come dicevo, non solo spettacoli musicali ma anche incontri per riflettere, per sentire esperienze, soprattutto lezioni in questo caso, no? Di storia e di cultura per i cittadini di Udine. Quindi grazie di questa opportunità che date alla città di essere presenti anche con le vostre proposte, perché anche voi fate parte, come tutti, dei movimenti culturali di questa città. Grazie signor Sindaco, grazie al Presidente Mior. Ovviamente Vox Populi ha voluto questa intitolazione in latino proprio per riallacciarsi sempre alla riconquista delle nostre radici latine. Non è un caso che nei percorsi di fede, storia e attualità ci sia anche, Sindaco, alcuni appuntamenti sulla geopolitica internazionale. Sembra che il Friuli sia lontano dai grandi problemi della geopolitica, invece no, grazie. Nel cosiddetto corridoio adriatico, nel bacino mediterraneo, avremo il 30 agosto, lo anticipo qui, il generale di Corpo d'Armata Vincenzo Santo, e poi un grande diplomatico intellettuale albanese, attualmente premiato in Italia per il suo alto valore e riconoscimento morale, uno dei padri dell'anticomunismo in Albania, Besnik Mustafai, lo stiamo contattando in questi giorni, quindi ci saranno anche eventi di portata internazionale. Approfitto anche per dire che ci saranno anche un incontro sull'educazione ambientale, ecco. Poi sulla storia della religione, come San Gaspare Bertoni, al quale qua è intitolato anche, dove faremo degli eventi. L'iniziativa di Vox Populi vuole proprio far interagire pubblico e privato, perché per troppo tempo queste due sfere, pubblico e privato, non hanno molto dialogato. Invece riteniamo che anche in fatto di cultura, di geopolitica, di storia delle religioni, si possa tranquillamente, anche in questa sera del turismo sostenibile, si possa
fare interagire pubblico e privato. Vado subito al dunque con il primo intervento con il dottor Maurizio Droli e il dottor Albino Comelli. Prego che vengano sul palco entrambi. Vieni, dottor Comelli, a mia sinistra. Prego, signori, non dobbiamo affrettare i tempi, grazie. Ecco qua, Comelli qui, per cortesia, grazie. Rispettiamo l'ordine di parlata, sì, grazie. Grazie, dottor Droli. Allora, noi ci sediamo per comodità. Ricordiamo che dopo ci sarà anche un breve intervento dei fratelli Borella e poi dei rappresentanti di Archetipo SRL specializzati nel turismo matrimoniale. Ecco, quindi una serata dedicata a Giulietta Romeo, ma che ha come obiettivo appunto l'indotto lavorativo del nostro Friuli. Allora passiamo i microfoni, grazie, già disinfettati, grazie Gregorio. Prego, dottor Albino Comelli, una presentazione del dottor Comelli, perché la vera anima dell'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, questo comitato internazionale che ha voluto prendere una denominazione in inglese per avere un maggiore respiro internazionale. Avremmo voluto sì mantenere la denominazione in italiano, ma abbiamo preferito in questo caso dare, come avevamo detto già nella conferenza stampa nel Salone del Popolo, un titolo di respiro internazionale, anche perché abbiamo un comitato d'onore internazionale, ma la vera anima di tutto ciò è il dottor Albino Comelli, che da oltre 20 anni, riprendendo gli studi del suo amico personale Cecil Claude, inglese, grande professore di letteratura, che aveva scoperto che la vera storia di Giulietta Romeo era già stata scritta da Luigi da Porto, e ovviamente i veri personaggi della storia erano Luigi da Porto e la stessa Lucina Savorgnan. E ovviamente Albino Comelli ha fatto una battaglia culturale con conferenze, libri, alcuni di questi sono anche disponibili attraverso la nostra diciamo, segreteria Margareta Naggi, lì l'entrata. Dottor Comelli, a lei la parola e grazie per essere qui presente. Allora mi alzo con atto rispetto al sindaco, a tutto il pubblico e anche a questa bellissima storia che sto delineando. Grazie signor sindaco. Le sue parole mi hanno consolato di nuovo, mi hanno anche disarmato perché ero pronto anche ad alzare anche un po' una specie di spada oltre che il fioretto per questa storia che tanto mi sta a cuore, perché ci credo, no? Ma le sue parole, signor sindaco, sono sincere e poi finalmente abbiamo dalla nostra parte, dopo anni di anticamera fatta sulle nostre storie inutilmente, più vicino, sì, dopo anni di sala d'attesa, abbiamo finalmente un sindaco che, bene o male, è un sindaco friulano. Santo Dio, sindaco di un capoluogo che fino a prova contraria, ed ancora, è una città, è un capoluogo friulano, come desideriamo che sia. E infatti noi rilanciamo, dopo la storia di Udine, capitale della luce, che abbiamo fatto qui con il grande Malignani, dopo Udine, capitale dell'amore, che siamo qui con Giulietta Romeo, e sinceramente poi le dirò, abbiamo i saluti e gli encomi gli appoggi di mezzo Veneto per questa storia, quindi è chiaro che noi lo dobbiamo rispondere. Poi c'era Udine capitale, per finire la trilogia che sta tanto a cuore anche a Ugo Falcone, quella delle minoranze, Udine capitale delle minoranze etnico-linguistiche perseguitate nel mondo, e questo lo faremo a settembre con personaggi e con significative partecipazioni. E quindi Udine è una città multipla, con tante bellissime diciamo, prerogative che la fanno onorabile. E in più vorrei ricordare anche questo, anche se non c'è qui perché è lontano, ma mi ha detto di salutarvi, Simone Mestroni, che ha aperto con la poesia nei murales di Udine, Udine, città della poesia, che è già stata fatta cenno a qualche insofferenza da chi ovviamente
non si capisce perché, ce l'ha anche con la poesia, quando la poesia non fa parte delle loro mani e della loro idea. Detto questo, le porto anche i saluti, signor Sindaco, di Antonio da Porto, che è l'erede storico della famiglia da Porto, di quel ramo maschile che ha dato appunto, che in passato ha avuto Luigi da Porto come Romeo vero, come diciamo scrittore della novella Giulietta Romeo, ma anche come protagonista. Ecco, anche lui da Vicenza e da Padova ci dà un appoggio e dice andate avanti. Perfino il direttore della grande, forse una delle più grandi al mondo, biblioteche, quella marciana di Venezia, Marino Zorzi, mi ha detto io non posso essere oggi qua, ma io leggerò i suoi libri, il dottor Comelli mi ha detto io mi darò tutta la forza per distribuire nel mondo, grazie alle mie riviste, alla mia marciana, ha detto la storia di Giulietta Romeo. Quindi abbiamo già nel Veneto, abbiamo fatto l'accordo, abbiamo fatto ancora il tempo in cui lei era presidente della provincia, ci ha dato subito una mano, non dimenticherò mai, molto accurata, dimostrando la coerenza, nessuno gliela può togliere, la coerenza nei suoi gesti, nei suoi pensieri, di vero amante della storia friulana. Mi ricordo, abbiamo fatto il gemellaggio con Verona, che poi è venuto il sindaco di allora Tosi, ed ha aperto le braccia dicendo ma io sono aperto, disponibile, a voi la storia vera, a noi Verona la storia raccontata. D'altra parte, scusami, c'è qualcuno che sa raccontarla meglio di noi, come veronesi, e stanno mangiando la torta. Noi che l'abbiamo fatta la storia, da buoni friulani, stiamo silenziosi e dovremmo mangiare la torta. Noi direi no, ma io direi un pezzettino di questa storia per il momento. Si dia da fare, non abbia paura. Abbiamo alle spalle una grande studio, e poi abbiamo una diffusione. Abbiamo fatto perfino un gemellaggio con Teruel. Questo la ricordo, oltre che a Miramare. Teruel è una cittadina della Spagna, pensate, dove c'è un'altra storia d'amore simile alla nostra. Teruel, signor Sindaco, ha circa 40.000 abitanti. Vuol sapere come vive? Vive di questa storia. Hanno fatto un mausoleo, hanno fatto una cappella, hanno fatto un museo, e questa cittadina vive di questa storia, per dire che, insomma, e non si vergognano di vivere di una storia d'amore. Noi che ne abbiamo, diciamo, la vera storia di Giulietta Romeo, possiamo fare questo. Adesso io vorrei accennare ad alcune cose che fanno da apripista e da base del nostro orgoglio di essere friulani. Lo faccio in onore a questo signor Sindaco, a voi e anche alla nostra attività. Lo faccio perché il Friuli è venuto il momento che prenda orgoglio, almeno da quel che dicono gli altri di noi, se non abbiamo il coraggio di dirlo noi. E questo orgoglio lo possiamo portare anche su questa storia e aprire Piazza Venerio, questo bellissimo, piccolo percorso che non costa chissà che cosa e che può davvero trarre molto turismo, perché la mia idea è questa. Io da grande idealista e sognatore romantico sono un poeta. Tra l'altro ci sono anche i miei versi su Giulietta Romeo che fanno parte della poesia Buongiorno Friuli. Ebbene, io essendo romantico però dal primo momento ho pensato che questo Friuli deve anche mangiare il pane, non deve andare all'estero. Qui c'è un ragazzo, Marco, scusatemi se lo ricordo, grazie a Dio è bello qui presente, che con 2 lauree, con una vita sacrificatissima e dolorosissima e senza lavoro, e sta bussando a tutte e non lavora. In questo paese dove la Costituzione tanto declamata dice l'Italia fondata sul lavoro. Ma scusate, almeno togliamo questa dicitura per non fare figuracce, per non passare da ipocriti, da raccontapate. Tanti auguri Marco. So che anche il sindaco ti ha ricevuto. Allora, io direi alcune cose che vanno detto è anche questo. Nel momento in cui noi siamo orgogliosi, vero signor sindaco, vero Viviana, per la vittoria di questi giorni al campionato europeo di calcio, io vorrei ricordare anche un'altra cosa, perché mi piace a volte spaziare e ricordare che c'è anche un'altra squadra di friulani e di italiani che nel mondo ogni giorno a decine di migliaia si sacrificano e sacrificano la vita, non i piedi, non i tendini, ma la vita
per aiutare popoli stranieri che hanno bisogno. A poche ore fa è stato ammazzato un altro italiano, Michele Colosio di Brescia, nel Chiapas messicano, e questa è l'ennesima vittima di italiani che vanno a sacrificare la vita e che vengono ammazzati, e che di cui non c'è gente che si inginocchia, non c'è gente che li onora, e potrei continuare ricordando i missionari, ricordando Nadia Temunari, pochi giorni fa, anche lei assassinata in Perù. Potrei ricordare Atanasio, l'ambasciatore in Congo, anche quello, gente eroica che è andata a dare la vita, poco anche della nostra civiltà cristiana e umana nel mondo. Voi li avete mai visto? Io continuo a vedere verità per Giulio Regeni. Ok, mi sta bene, ma un giorno sogno che ci sia anche verità per Atanasio, che ci sia anche la scritta per Nadia Temunari e per quest'ultima vittima, che si chiama Michele Colosio, appena morto. Ok, detto questo, piccola cosa, che lo dico con l'orgoglio di italiani e di cristiani, aggiungo dicendo alcune frasi che onorano il Friuli, dette da personalità importanti. Questo Goldoni, il grande maestro del teatro veneziano, ha scritto: non c'è provincia in Italia che abbia tanta nobiltà quanto questa. Nel castello di Udine c'è una sala dove si riunisce un Parlamento che riunisce gli stati generali di tutte le 3 categorie di popolo. Questo è unico e non c'è nessun'altra ragione. Io desidero rendere omaggio ad un paese che veramente non dice. Non parliamo del nostro Ippolito Nievo, che fu il vero grande romanziere dell'Ottocento, anche se offuscato dalla grandezza del Manzoni, ebbe meno fortuna, ma il suo romanzo non è meno grande e ha fatto l'Italia anche un po' più del Manzoni. Ebbene, diceva appunto: il Friuli è un compendio dell'universo. In poche miglia noi abbiamo tutto, dal monte al mare. A proposito del monte e del mare, ricordo che il più grande poeta del Seicento friulano, Erasmo da Belvazzone, disse: siede la mia patria tra il monte e il mare, quasi teatro che abbia fatto l'arte, non la natura. Pensate che orgoglio. E poi devo anche dire questo, l'inno, dire 2 parole, tra l'altro in friulano, scritte, pronunciate da quel grande padre dell'arte e della storia d'Italia che è Gabriele D'Annunzio, che nel 1916 volava sui cieli col suo aeromotore come un ventenne, pur avendo quasi 60 anni. Ebbene, lui ha scritto una pagina grandiosa sul Friuli, e ha scritto un inno: o anima del Friuli, che sembra gaia ed è triste, che sembra lenta ed è pensosa, che sembra mobile ed è fedele, armonizzata alla nobiltà della sua terra fra il litorale di Grado e le Alpi Carniche, tra i Veneti, Giuli e gli Empiani. Ancora un minuto. L'anima del Friuli grida all'improvviso nella sera l'antica bilotta ad Amurì, pazienze, in Quistmont non si sta, ma agli dure la sentenza di non sapere là che si va. Scusate, annuncio, ragazzi, quest'uomo che ha inventato mezza lingua moderna italiano, che era brillantissimo, inarrivabile, divino, grazie anche alla divina compagna Eleonora Eleonora Duse, no? Una voce di donna, dice lui, riga l'ombra e si mescola la brezza che alita d'odore di pane caldo nella sera. E io cianti, e non sai bien perché. Io cianti solamente che par consolami me. D'Annunzio aveva tempo di fare questo nel 1916, da Santa Maria alla Lunga, dove c'era anche Ungaretti. Il Friuli è la regione, qui dice invece Pietro Citati,
altro scrittore, è la regione dove la storia ha conservato di più i suoi diritti, dove la bilotta è il fiore più straordinario della poesia popolare italiana. L'avete sentita mai voi raccontarmi? Cioè, siamo anche lì timidi, timidi. Questa gente sa quello che dice. Dire che la bilotta è la più grande poesia, più importante poesia popolare italiana, ragazzi, dovrebbe farci venire i brividi. E siamo qua invece quasi a trascurarla. E poi cosa scrive un altro grande giornalista? C'è voluto il terremoto, questo va ricordato anche in questo momento, perché sì, sto finendo, ma però è proprio l'orgoglio di queste cose che ci aprono la strada al futuro, a Giulietta Romeo. Tanto la storia di Giulietta Romeo la conoscono anche i sassi ormai. Dico, qui la mamma di Marco è una parrucchiera. Quando mia moglie è andata dalla parrucchiera, gli ha detto: senti Anita, vorrei raccontarti la storia di Giulietta Romeo, vero? E lei dice: sappiamo tutto. Ora io dico, quando una storia arriva dalla parrucchiera, che la sa la storia, il circuito divulgativo mediatico è fatto, vuol dire che quel che manca lo fa lei. Infatti l'ha fatto, grazie a lei. Allora, dicevo, c'è voluto il terremoto, un turbine di guerra in tempo di pace, per dare questo esempio sconvolgente di compattezza civile, di umana dignità, di attaccamento quasi religioso al territorio, ai mattoni, alla casa, alla fabbrica, alla zona del campo, perché l'Italia scoprisse che il Friuli è una piccola grande patria, che i friulani sono un piccolo grande popolo. E poi ancora una riga. Io credo che il Friuli sia una di quelle regioni che riuscirà a salvarsi dal delirio di autodistruzione di cui l'Italia è tutta in preda. Sapete chi ha scritto questo? Un povero, solo che era il più grande giornalista italiano, ed è Intro Montadelli. Allora noi ho detto queste cose proprio come base di questa, come atmosfera di questo incontro in cui noi non romanticamente ma concretamente alziamo la bandiera del Friuli, la sua storia, i suoi significati che sono splendidi, che hanno commosso il mondo non solo durante il terremoto. Allora, grazie della vostra presenza, grazie signor Sindaco, e si ricordi che non abbiamo molto tempo prima di aprire in Piazza Venerio questo percorso che abbia una valenza anche turistica, che dia da lavoro a tutte le persone che hanno bisogno. Sappiamo che il turismo è la grande risorsa d'Italia. Passano le fabbriche, passano le costruzioni, ma il turismo, la ricchezza nostra della storia e delle storie, delle tradizioni, dei significati e delle bellezze che abbiamo, sono destinate a non essere preda di nessun rapace che venga dall'est o dall'ovest. Grazie a voi tutti. Allora, grazie dottor Comelli, purtroppo i tempi sono stretti perché ci sono altri relatori, poi c'è anche una bella sorpresa con Cleo Fefinati e tutto lo staff di Stefania Vismara che ci segue dalla Francia, la salutiamo. Ciao Stefania, specializzati nel turismo matrimoniale, quindi anche ovviamente per rispetto di tutti i relatori dobbiamo stare nei tempi, quindi mi raccomando dottor Drolli, recuperiamo qualche minuto perché è doveroso poi anche entrare nel merito dei tecnicismi del turismo. Grazie per averci ricordato Gabriele D'Annunzio, la Villotta, e chissà se anche i nostri Lucina Savorgnan e Luigi D'Apporto già conoscevano la Villotta, chissà. Va bene, allora dottor Drolli, lei all'Università di Udine da anni che si occupa di turismo, di marketing, ma soprattutto di strategie, no? Per arrivare a creare una filiera, unire la cultura al turismo, turismo a 360 gradi. Ecco, allora, per entrare nel merito, ti chiedo subito di farci capire perché è difficile esportare il Made in Friuli, cultura e turismo. Grazie per l'invito, grazie a tutti. Scusate, chi ha detto che in Friuli non abbiamo i vulcani? Eccolo qua uno. Se c'è qualcuno più vulcanico di lui, non lo so, io non lo conosco.
scusa, è un amico, è una persona, ma io invito il sindaco a considerare l'ipotesi di fare un promoter per Udine e per Friuli, perché uno come lui lo manda in Cina, i cinesi se li mangia fritti, tanto vanno anche di moda gli insetti, quindi secondo me ne vogliono. Però ringrazio tutti veramente, il comitato, gli organizzatori. Io sono qua per essere non sintetico ma acrilico, mi occupo di soldi, mi occupo di economia. E l'economia purtroppo non si è quasi mai occupata delle cose più importanti. Lo dice Amartya Sen, che era un premio Nobel, non lo dico io. Ad esempio il ruolo della famiglia nell'economia. Se n'è poco occupata l'economia, eppure il ruolo della famiglia è importantissimo, no? Le risorse in economia sono tra le cose più importanti. L'economia si è occupata fino al 1700, sono arrivati gli inglesi che hanno introdotto il concetto di lavoro, Adam Smith, la mano invisibile del mercato, che sì, ti dice che devi essere egoista nell'economia perché da quello dipende il tuo successo, devi esserlo per il bene tuo e del tuo cliente, non ho i miei dubbi, ma la mano invisibile del mercato purtroppo non pulisce il water, non si occupa di risorse naturali, non si occupa di risorse, non si riuscirebbe a chiudere un bilancio se lo facesse. Quindi chiedo scusa io per chi si occupa di economia a Luigi e Lucina per questa dimenticanza di qualche secolo. Vi do qualche numero. Allora, Udine, se digitiamo poi su Google, su Google, la barra degli indirizzi di Google, Romeo e Juliet, Udine, trovate 316.000 pagine sul web che parlano di Romeo e Juliet, Udine, oggi. Okay? Questa prova l'ho fatta il 7 di luglio, quindi qualche giorno fa. Ho detto, ma Verona sarà 3 milioni, 10 milioni, 1.100.000. Quindi siamo al 28,7% delle pagine che parlano di Romeo e Juliet, Udine, oggi rispetto a Verona. Io penso che qualcuno stia cominciando a interessarsi di questa storia. È una delle cose più importanti capire quante persone parlano di Romeo e Juliet, Udine nel mondo, giorno per giorno. E sicuramente buona parte del merito è loro, del comitato, di chi ha fatto ricerca per questi 20 anni, poco ci piove. Romeo e Juliet Italy, quindi un patrimonio nazionale, non sono tantissime di più, sono 2.320.000 pagine. Verona totalizza quindi il 47,8% delle pagine su Romeo e Juliet Italy, quindi Verona vale la metà circa della notorietà di Romeo e Juliet in Italia. Direi che questo è un ottimo punto di partenza. Allora, cosa può fare Romeo e Giulietta per il Friuli? Innanzitutto può fare una cosa che è fondamentale nel turismo, accendere i riflettori, aumentare l'efficacia delle attività di marketing, perché il marketing costa, la pubblicità costa, ogni attività sulla stampa, sulla radio ha un costo, tranne quella che viene fatta da redazionali, attraverso redazionali gratuiti che vengono realizzati da radio, stampa e televisione. Allora, quello che può fare Romeo e Juliet, se ben utilizzata, è aumentare la visibilità a livello mondiale, non nazionale ma internazionale, su Udine, ed è quello che mi aspetto di vedere nei prossimi mesi e per il quale potremo iniziare a lavorare, stiamo iniziando a lavorare con comitato. Il secondo motore che può contribuire ad accendere si chiama efficienza, si chiamano flussi di cassa, soldi che girano nelle casse delle imprese del settore, principalmente il settore wedding, il settore matrimoni, ma anche il settore del turismo culturale. I flussi di cassa sono poco poetici, lo so, ma sono le cose che fanno stare in piedi le imprese. E noi vorremmo e cercheremo di controllare, cercheremo di far sì, verificare che questa storia ne porti €1 in più nelle casse delle imprese che già oggi si occupano del core business del turismo, che è il turismo matrimoniale, innanzitutto. Poi sentirete qualche numero. Il terzo motore che questa storia può contribuire ad accendere si chiama equità. È un motore importante, riguarda il coinvolgimento della comunità locale, riguarda il coinvolgimento degli studenti dell'Università di Udine, come di quelli di tutte le università che vogliono fare una tesi su Romeo e Giulietta in Friuli, riguarda il coinvolgimento di chi, delle guide turistiche, che vogliono formarsi su questo aspetto, vogliono capire di più, riguarda già ne abbiamo coinvolte più di qualcuna, che è formata grazie al lavoro che abbiamo pubblicato, anche lì autofinanziandoci quasi tutto, anzitutto, infatti questo è un po' quello che si sta facendo finora. Riguarda il coinvolgimento delle imprese anche del settore artigianale, come le pasticcerie, come il settore della ristorazione, che può dare tantissimo, perché non è solo wedding, ma anche gastronomia.
si possono inventare n piatti sul tema di Lucina e Luigi, n piatti, n ricette, n menù che possono essere brevettati da un comune, se il comune lo vuole fare, per investimenti incredibili, grandissimi, 200 euro. Con 200 euro un marchio può essere difeso da un'amministrazione, più delle volte sarebbe bene che fosse così, anziché da un'impresa, anziché altro, con l'obiettivo di fare dei menù che siano inimitabili. Si può mangiare solo a Udine, si può mangiare solo a Rivignano, si può mangiare solo a Povoletto, dove c'è un qualcosa che parli di Romeo e Giulietta. No? Quindi coinvolgimento della comunità locale e delle imprese. Il quarto e non ultimo, ma primo motore, se vogliamo, è quello dell'ecosostenibilità. Vi do una notizia: le questioni legate al surriscaldamento climatico non le ha inventate Greta Thunberg. Non le ha inventate Greta Thunberg. Le questioni del surriscaldamento climatico sono reali, è un'emergenza in corso che da noi viene trattata come se non lo fosse. Punto. Questo però è fondamentale, essere concreti, non dare dei messaggi vuoti, ma fare cose concrete. Proviamo a pensare, anzi, faccio una domanda e poi chiudo la prima parte, poi le altre due parti di questo intervento sono ancora più veloci. Chi di voi ha un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili? Può alzare la mano, per favore? Zero? Provate a pensare, se noi cominciassimo a scegliere dei fornitori che sono anche più economici di alcuni da fonti fossili, di energie rinnovabili. Questo è uno dei criteri di selezione che io proporrei all'interno del comitato, per dire, ok, chi collabora con noi entro tot deve valutare un fornitore di energia da fonti rinnovabili. Sono anche più economici di molti da fonti fossili. Tantissime cose possono essere fatte a costo quasi zero, anzi risparmiando per l'ambiente, e questo dovrebbe essere fatto sempre, a partire dalle cose più semplici a costo zero. Quindi, allora, questa storia può delineare un volano, una specie di spirale aperta, una spirale logaritmica, che è quello che si definisce normalmente volano. Tutti parlano di volano, volano qua, volano là, non l'ha mai visto in faccia. Efficacia, efficienza, equità, ecosostenibilità. Un insieme di 4 risultati che aumentano in maniera più che progressiva, perché un risultato alimenta gli altri. Questo è quello che Romeo e Giulietta possono portare al Friuli, e come coinvolgimento della comunità in tutto proprio il lavoro. Il lavoro, opportunità di reddito a chilometro zero, dove c'è qualcuno che abita vicino a un resto, a un residuo, a un qualcosa che parla di Romeo e Giulietta, questo qualcuno può inventarsi qualcosa da proporre al mondo, attraverso il circuito anche di promotorismo, eccetera, eccetera. Cosa fare? Come fare per avere questi quattro motori accesi, che ad oggi funzionano un po' così, un po' là, un po' qua. Come fare? Allora, avete visto la nazionale? Chi non l'ha vista di noi la nazionale? Allora, l'unico modo per cavarsela nel turismo è fare squadra. Non ci piove. Un altro premio Nobel, Oliver Williamson, diceva: ragazzi, ci sono soltanto 2 tipi di istituzioni che funzioneranno nel futuro. Uno sarà il mercato, che farà quello che vorrà. Il mercato deciderà le sorti di interi paesi, aziende, qualsiasi cosa. Se tu non fai quello che chiede il tuo cliente in tempo reale, come lo vuole lui, e con il risultato che vuole lui, mi dispiace per te. Il mercato decreterà il tuo fine. L'altro sono le organizzazioni, le gerarchie, market hierarchies, si intitolava un libro negli anni 70, famoso. Bene, c'è una terza istituzione che lui citava, che è il clan, ma il clan vige nelle società orientali, nelle società asiatiche. E dove non c'è il clan? Dove non c'è il clan dobbiamo costruire delle squadre. Dobbiamo costruire dei partenariati pubblico-privati, Google ha accennato prima, perché questa è la cruna del lago attraverso il quale dobbiamo passare. O la strettoia, il collo di bottiglia, siamo come inchiodati a una croce in cui dobbiamo sia fare le cose bene nella nostra azienda, nella nostra organizzazione, sia fare le cose altrettanto bene insieme agli altri. Dove insegnano a fare passi? Nelle scuole? Non insegnano. Nelle scuole elementari insegnano a fare qualcosa insieme, quello sì. Però è una caratteristica fondamentale la nostra capacità di fare squadra, e di fare squadra meglio degli altri e meglio che in passato. Cioè quello che si dice acquisire un vantaggio partnership, un vantaggio partnering, una delle cose su cui proprio è stato pubblicato. Bene, quindi io ho questa speranza, questo auspicio.
il capitale cosiddetto sociale c'è, fiducia reciproca, in Friuli ce n'è, non dovremmo sentirci tanto bravi, alle volte noi finali ci stiamo molto bravi, siamo bravi, ma non dovremmo sentirci autosufficienti, perché da noi nel turismo in generale nessuno fa tutto da solo. Avete visto la squadra di calcio, tutti fanno al meglio il loro lavoro e lavorano con gli altri. Quindi io questo auspicio che aggregandosi anche, unendosi al comitato Romeo e Giulietta, si riesca a creare questa squadra a cui tutti poi possono contribuire nella misura in cui possono e quanto possono. Grazie. Grazie al dottor Groi, Maurizio Groi, grazie all'Università di Udine, ci ha detto delle cose molto importanti. So che hai degli impegni nelle valli del Natisone impellenti, quindi ci lascerai, però ti ringraziamo perché sappiamo che è sempre un grande sacrificio, sei impegnatissimo in questo periodo e quindi ti ringraziamo per gli spunti programmatici che ci hai dato. Tra noi c'è anche l'impresario Loris Clocchiati, con il quale tra l'altro stiamo già iniziando a collaborare in rete, per scaramanzia non diciamo dove, e senz'altro i frutti arriveranno. Grazie. Adesso cambiamo, grazie dottor Comelli, ci può lasciare, grazie, e chiamiamo sul palco i fratelli Borella, l'architetto Francesco Borella e Stefano Borella, grazie. Ecco. Velocizziamo ragazzi, velocizziamo, perché siamo in diretta a Facebook, vogliono fatti concreti e senz'altro i fratelli Borella che hanno, prego, un magnifico showroom a Manzano, e diciamolo perché bisogna incentivare l'imprenditoria locale. Colgo un attimino l'occasione, mentre vi preparate, di salutare alcuni dei presidenti delle associazioni che partecipano a questo progetto di Vox Populi. Saluto il presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, dottor Marcello Vantaggiato. Saluto il dottor Carlo Porcella del Comitato Risorgimento, Comitato Provinciale di Udine. Ecco, associazioni che stanno collaborando con noi, ma ringrazio soprattutto chi oggi pomeriggio mi ha dato una mano ad allestire tutto. Michele Del Favero, fategli un applauso per gli amici Michi Di Bala, dottor Gregorio Grasselli che in queste ore è stato con me veramente un pilastro, vi ringrazio perché insomma senza di voi non avremmo potuto allestire tutta questa serata con tutte le difficoltà che ci sono state prima. Voi siete arrivati quando è arrivata quella scarica, che non so se ha fulminato le luci perché prima erano accesi, il sindaco. Spero che non abbia fulminato tutti i fari perché erano accesi i fari, adesso non so come mai non si riaccendono più. Vabbè, lo scopriremo strada facendo, ma eventualmente avremo le luci, tutti i nostri cellulari che ormai sono queste robe cinesi, giapponesi, iper tecnologiche, ci illumineremo a vicenda, come direbbe un noto poeta. Allora, io mi siedo perché, intanto, se potete, Francesco, iniziamo da te, grazie. Ecco. Buonasera. E i fratelli Borella, appunto, dicevo, hanno questo studio atelier a Manzano e siamo entrati in collaborazione molto stretta proprio in concomitanza della conferenza stampa di presentazione dell'International Committee Romeo e Giulietta in Friuli presso il Salone del Popolo, e da lì, grazie al vicepresidente Comelli, abbiamo iniziato a collaborare. Faccio subito questo cappello e poi vi lascio la parola. E stiamo collaborando ed è utile che tutta Udine lo sappia e il Friuli lo sappia, verrà reso noto poi più avanti con conferenze stampa, eccetera, eccetera, un progetto che parte da Villach per arrivare a Verona passando per Udine. Ecco, altro non dico perché è giusto che siano i protagonisti a parlare di questo bel progetto nel quale ci avete coinvolto e noi ne siamo grati e di farlo sapere qui alla città di Udine. Grazie Francesco, grazie Stefano. Grazie a voi. Buonasera. Quale può essere un progetto di turismo sostenibile, unificante, valorizzante, che coinvolga l'intero Friuli, Venezia Giulia e il Veneto nel segno di Giulietta Romeo? Sicuramente una risposta accattivante può essere quella di un progetto turistico su Lucina Chavornian e Luigi da Porto, i protagonisti della più bella storia d'amore di sempre. Colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Fontanini e gli assessori Franz e Cigolò, che ho avuto modo di confrontarmi, e vorrei inoltre ringraziare anche l'International Committee Romeo e Giulietta in Friuli, rappresentato dal
presidente Ugo Falcone e dal caro Albino Comendi per l'invito a partecipare a questo incontro. Oggi, qui a Udine, siamo nel cuore di quel salotto rinascimentale che ha visto come protagonisti Lucina Savoniana e Luigi D'Aporto. In questo spazio architettonico, proprio qui, in questa città, in queste piazze, infatti, loro hanno realmente vissuto, guardando con i loro occhi le stesse bellissime cose che oggi vediamo noi. Magico, veramente magico. Però adesso vediamo più da vicino il progetto, l'idea che noi abbiamo messo in campo, che ha preso vita e si è strutturata attraverso numerose domande da cui siamo partiti. La prima di queste domande è: come può la storia di Luigi e Lucina, alias Giulietta e Romeo, diventare un progetto turistico sostenibile? Questa è stata la nostra prima domanda. La sostenibilità e il turismo lento sono elementi importanti a cui fare riferimento e lo sanno bene gli amministratori comunali, i sindaci di tutta l'Italia, che in questi ultimi 10 anni hanno investito e stanno investendo grandi risorse in piste ciclopedonali e progetti sostenibili. Tutti sappiamo inoltre quanto sia fondamentale adesso la valorizzazione del territorio, che però non può essere più solo locale, ma che deve essere realizzata attraverso progetti che coinvolgano più realtà. Ovviamente anche il progetto tematico è un altro grande punto di forza, visto che le cifre in questo settore adesso hanno una crescita a 2 zeri. Viene da sé che la più bella storia d'amore del mondo, quella di Giulietta e Romeo, è una grande occasione, anche perché i soggetti che possono essere coinvolti sono veramente numerosi. Ma allora come concertare le buone intenzioni dei comuni e di 2 regioni, Friuli Venezia Giulia e il Veneto, che condividono questa storia universale nata proprio nel Friuli Venezia Giulia? E come fare in modo che il progetto sia condiviso da più soggetti possibili? Vi ricordo che sono in gioco numerose realtà, sia pubbliche che private, che insieme possono valorizzare la loro storia, quindi i comuni, i luoghi, i prodotti e i servizi che offrono, elementi che rappresentano il tratto distintivo e valorizzante di ogni singola zona. Una grande ricchezza. Inoltre, se pensiamo alle vicende dei nostri 2 nobili amanti, dobbiamo riconoscere che non esiste un'unica location, ma che la loro storia collega luoghi distanti tra loro anche 300 chilometri. In questo senso il progetto va visto come una ricostruzione del loro racconto umano e di vita, che attraverso la nobile testimonianza dell'amore, in questo caso la novella, e a partire proprio dalla dedica, oltrepassa regioni e continenti, diventando così nel tempo la storia d'amore universale più conosciuta del mondo. Parlando di Luigi e Lucina, ci si trova inevitabilmente a pensare alla grande scala, perché il progetto coinvolge per forza sia il Friuli Venezia Giulia che il Veneto, con le singole realtà, i contesti territoriali e storici più diversificati. Il nostro progetto parte da più punti strutturali: un percorso tematico sostenibile, la storia d'amore dei 2 nobili amanti che diventa quella universale di Giulietta e Romeo, la grande scala territoriale, la concertazione, la condivisione tra tutti i soggetti che vengono coinvolti, le unicità di prodotti e servizi dei territori e la promozione e la valorizzazione. Da questa premessa è nata l'idea di un percorso dell'amore interregionale che colleghi i diversi luoghi della nostra regione del Veneto, che sia attrattivo ed emozionale. Il nostro percorso dell'amore si snoda attraverso i luoghi che hanno fatto da scenario la storia di Giulietta Romeo, di Luigi e Lucina, e che incentiva un turismo esperienziale e lento, in quanto collegato alle principali piste ciclabili regionali. La ciclo Alpe Adria, che va da Tarvisio verso Grado a Lignano, e da lì in Veneto, attraverso la ciclo litoranea, la vecchia via d'acqua del Venezia, a Venezia proprio, proseguendo verso Vicenza, luogo dove c'era Luigi D'Aporto, fino a Verona e viceversa. Il percorso dell'amore, come svilupparlo? Per dare forma al progetto del percorso ci sarà un sito dedicato, in questo caso www.percorsodelamore.it. Questo sarà un portale responsive adatto al mobile
è capace di accompagnare il turista alla scoperta del percorso, dell'amore, della vera storia di Giulietta Romeo, dei luoghi del periodo, i luoghi e le unicità dei territori con mappe geolocalizzate. Sappiamo infatti che gli utenti, prima di intraprendere un viaggio, si informano e si organizzano attraverso il web. Un viaggio adesso per qualsiasi turista inizia sempre dalla rete. Fondamentale però è anche chiedersi come rendere concreta l'idea di un percorso dell'amore a livello territoriale, in modo che sia riconoscibile e realmente valorizzante per ogni luogo in cui la storia si è svolta. A questo scopo ci serviremo di un'installazione da posizionare nei diversi luoghi del percorso e più in particolare di una panchina con un disegno a cuore della spalliera. Perché? Questa parte da terra per diventare così un simbolo delle origini e del loro grande amore, nato dalla terra del Friuli. E l'installazione, a questo punto, visto che facciamo anche vedere com'è l'idea, quindi è un cuore che nasce, diciamo, dalla terra, è adatto alle piste ciclopedonali, quindi che incentiva anche l'uso ci sono alcuni elementi che servono per alloggiare le biciclette, quindi incentiva anche visivamente al suo utilizzo. La vediamo in anteprima. Sì, l'abbiamo appena realizzata a livello di scala 1:5. Quindi ci siamo posti poi, allora, posizionandole nei diversi punti dei territori, quindi nei diversi comuni che faranno parte del percorso dell'amore, abbiamo anche un punto di riferimento nel territorio visivo di questo percorso. Ma come rendere l'installazione attiva? Quindi il portale www.ilpercorsodellamore.it avrà la possibilità, attraverso un QR code, di accompagnare il turista alla scoperta del percorso, della storia di Luigi e Lucina, dei luoghi, quindi del comune di Udine, del comune di Cividale, dal comune di Tarvisio fino al comune di Vignano, da lì poi il Veneto. Ed è anche delle unicità dei territori, quindi di ciò che fa del territorio l'elemento di maggiore attrattività, quindi quello che può il territorio offrire dal punto di vista dei prodotti e dei servizi. Ci sarà poi anche la forte visibilità dei social, perché attraverso la creazione di un hashtag inciso sull'installazione possiamo portare quindi l'obiettivo, portare gli utenti a condividere i post e le storie delle persone che si taggano sulla panchina e utilizzano l'hashtag direttamente sul sito. Quindi lo possiamo trasportare lì per lanciare dei contest agli utenti che scattano le foto. Questo per far sì che il progetto stesso si autoalimenti anche a livello del web. Una cosa molto importante, perché questo crea una visibilità e il fatto di fare squadre, di poterla vedere nei diversi luoghi, aumenta, moltiplica, crea quel volano di cui parlava il professore e cresce nel tempo la visibilità attraverso chi lo sta vivendo in prima persona. Ecco come vorremmo partire. Da pochi mesi Udine si è proclamata, grazie a questa storia d'amore, capitale dell'amore. Per questo lanciamo un invito all'amministrazione comunale di Udine, al sindaco Fontanini, che ringrazio per la possibilità di poter presentare il nostro progetto, che da sempre si è impegnato alla promozione e valorizzazione della storia di Luigi e Lucina, all'assessore Cigolotti e all'assessore Franz che si occupa di turismo, a cogliere questa occasione per adottare il progetto del percorso dell'amore e diventare capofila e coordinatore per gli altri comuni, per tutti i comuni che vogliono entrare a far parte di questo e che parte vorrebbero entrare. Ci hanno dato la loro informale disponibilità e anche formale. Questo progetto sarà l'occasione unica per valorizzare, per dare ulteriore visibilità a questa magnifica città e soprattutto anche alla nostra regione, nel segno vero dell'amore. Vorrei adesso dare la parola al Presidente Ugo per un particolare. C'era tuo fratello Stefano che scalpitava, volevi aggiungere? Prego.
Buonasera, volevo ringraziare tutti per l'ospitalità. Questa nostra iniziativa spero che venga abbracciata da tutti perché riguarda la nostra regione, riguarda la nostra patria del Friuli di cui noi andiamo fieri, e voglio ringraziare tantissimo anche Albino Comelli che è lì dietro, che ci ha sempre dato una mano e che anche noi abbiamo sempre fin da principio creduto nel suo fare e nel suo grandissimo impegno. Ecco, a tal proposito, grazie di... Stefano, a tal proposito passiamo a te. No, a me, insomma, sì. Voi, perché so che c'è una sorpresa, che insieme a me solo un'altra persona femminile è a conoscenza di questa sorpresa. In diretta, perché, insomma, grazie. No, io approfitto per dire che con i fratelli Borella, con lo studio Atelier, che vi invito a visitare perché è veramente una galleria d'arte. Loro hanno collaborato con grandi stilisti internazionali, collaboreremo anche personalmente per dei progetti su parte dell'archivio di Marcello D'Olivo, se non ricordo male, quindi certo. Avremo veramente dei grandi. Ecco, ma veniamo al dunque, perché qua i fratelli Borella hanno preparato una sorpresa, due sorprese, mamma mia. Ecco, allora lascio la parola a Francesco. Eccoci, questo qui, ecco, vorremmo chiamarlo qua, Albino, scusi. Dottor Comelli, qua c'è una sorpresa in diretta per lei che venga sul palco e la scoprirà. Vediamo. Ecco, questa è la prima targa realizzato del percorso che vorremmo, dedicata anche al percorso dell'amore Giulietta Romeo, che vorremmo darti per la tua casa, che è un punto dove anche... È una targa da figgere all'entrata della tua abitazione. Allora capite perché io gli facevo è un punto stringi, perché sapevo che c'era anche questo. Perché tutto è partito grazie a lui, alle sue ricerche e alla sua grande buona volontà che per 20 anni l'ha dimostrato. Allora, anche ancora più significativo perché, come pochi lo sanno, ma lo diciamo pubblicamente, che il professor Sessiclo, questo letterato professore inglese, fu ospite nell'abitazione di via Butrio qui a Udine, a Pradamano, pardon. E quindi, a maggior ragione, questa targa noi siamo onorati di regalartela da parte dello Studio Atelier Borella. Ecco. Grazie. Bravo Tino. Ecco. Grazie. Dico una cosa, io abito in via Pradamano. In via Pradamano io da 2 o 3 anni vedo scorrere frotte a fiumi di biciclettari che vengono ovviamente corazzati, teutonici ovviamente, che hanno tutto, sono in grado di accamparsi con la loro bicicletta e creare una specie di tenda e fare incredibile. E dico, questi qua non vedono l'ora di avere dei punti di riferimento turistici attrattivi. E io vorrei dire a loro della storia di Giulietta Romeo, e ho pensato, dopo tutte le invasioni che abbiamo avuto ovviamente dalle Alpi, questi qua che vengono giù imperterriti senza paura della pioggia, vedo sindaco, se lei li vede, dice ma questi dove vanno? Ma come ai tempi di quelli di mia moglie, degli Unni, vanno al mare e vogliono vedere il mare, la pianura padana, l'Italia, l'arte, e li diamo anche Giulietta Romeo. E Udine deve essere una tappa. Io li vedo, mi commuovono veramente. Grazie. Allora, c'è un'altra sorpresa. Signor Sindaco, noi lo facciamo in diretta perché ci sono delle situazioni in cui oggi siamo pochi ma buoni. Ripeto, c'è stato questo piccolo nubifragio. Avremmo voluto ovviamente la Piazza Libertà piena come avevamo già preventivato, ma l'importante è che passino determinati messaggi. Sindaco, venga qua perché ha l'onore di scoprire lei una sorpresa dei fratelli Studio Atelier Borella. Ecco qua. Uniamo le sedie dell'amore e facciamo una foto per cortesia.
si può fare questo per il comune di Udine, perché è la prima volta, sì. È la prima Esatto. volta che viene esposta in pubblico queste sedie che entreranno a far parte della storia di Udine e del nostro patrimonio culturale del Friuli, giusto? Sì, sì, e possono essere utilizzate per gli sposi. Come auspicato Quindi anche tutti i luoghi simbolo di da Giulietta comitato Romeo cercheremo di far avere queste sedie che diventeranno una possibilità, daranno la possibilità anche agli sposi di potersi. Questa per il comune di Udine per noi è un onore. È un'ottima idea, io so anche che la chiesa di San Francesco, ex chiesa di San Francesco, può diventare un luogo per celebrare i matrimoni. Io ho già dato a disposizione perché adesso l'abbiamo liberata ed è bella nel suo splendore degli affreschi, e quindi c'è lo spazio interno per poter fare il luogo per i matrimoni dedicati proprio per ricordare. Questo è uno dei è una delle cose importanti che dobbiamo fare per qualificare la città, e dare questa immagine città dell'amore, come avete detto, luogo dove si è celebrata la storia di Giulietta Romeo. Va bene, grazie di queste ottime idee, anche quella lì bellissima della panchina, di coordinare con gli altri comuni per fare questo percorso, che esiste già un percorso, quello dell'Alpearia e quello adesso anche della Litoranea. Si tratta di caratterizzarlo, di dare dei contenuti. Avete già indicato i luoghi, benissimo, siete molto avanti, adesso dobbiamo solo coordinare queste idee, parlando con la regione perché faccia un po'. Bene, d'accordo. Molte grazie per queste ottime idee. Grazie. Grazie Sindaco, grazie Fratelli Borella. Adesso però o le mettiamo qua davanti, perché coloro che stanno per salire sul palco, ai quali io ringrazio, mi scuso per il ritardo, ma avete capito che c'erano delle sorprese in diretta. Elena Cleofe Finati e Igor Nazarco stanno per salire sul palco. Io vi ricordo però che giovedì 21 luglio avremo la seconda tappa di questo terzo incontro di Vox Populi, con la presentazione del libro del dottor Gregorio Grasselli, che è il nostro segretario, e presentato dalla dottoressa Michela Bona all'Università di Udine, che è qui con noi. Mi raccomando, anche giovedì 21 luglio, sperando che il cielo ci protegga e di essere più benevolo con noi. A questo punto io mi faccio da parte, che ho parlato troppo, e lascio il palco a Cleofe Finati e a Igori Nazarco. Del mattino, non è guarda quanto è facile che guarda, le stelle sono spente e pian piano la luce del giorno si sta avvicinando di più. Ora devo andare e continuare a vivere, rimanere e non vivere. Ascolta, questo non è la luce del giorno, io la conosco bene, la conosco. È una meteora che viene irradiata dalla luce del sole e che indica la via di casa. Allora che mi arresti, non mi ammazzi, non se è quello che vuoi fare. Sì, la vedo. Sono pronto a dire che quel barlume laggiù non è lo sguardo del mattino, ma è semplicemente il riflesso della luna. Oh morte, vieni, c'è la benvenuta così che vuole Giulietta, e così lo sarà. Ora, l'ansia è molto più grande per da rimanere.
Non è 3 giorni, sono parlati. E invece il giorno si vede famiglia. Quella che si era la cosa. Che cantava e fatti. Fatti di via, si fa sempre più carico. Più chiaro in cielo, si più furia nel cuore. È il bello della diretta. Elena, Cleofe, Finati, Igori, Lazzarco, giusto Igori? Oh, adesso potete sedervi, prendere il microfono che è stato disinfettato, se non ricordo male, giusto? No, facciamo disinfettare tutti in diretta, sennò poi dopo qua ci fanno un mazzo così, ma noi siamo precisi, cerchiamo di rispettare sempre le norme vigenti. Allora, ragazzi, siete ultimi, ma non per importanza, perché la mamma di Cleofe, e che tra l'altro salutiamo perché è per lavoro in Francia, qualche giorno fa era a Napoli, abbiamo fatto una lunga chiacchierata molto divertente, ma soprattutto ha chiesto a nome anche di altre imprese, The Wedding, di coloro che si occupano di imprenditoria legata al matrimonio, ecco, alle amministrazioni diciamo pubbliche, ecco, di non dimenticarsi di questo settore che ha un grosso indotto lavorativo non solo in Friuli ma in tutta Italia e a livello internazionale, proprio perché tua mamma in queste ore è in Francia. Allora io approfitto subito per fare del marketing, ma del marketing come dice l'amico Droli Maurizio che è andato via, e che potete prendere perché è gratuito, ma è un più che di un opuscolo, è un vero e proprio libro in quadriconomia e quindi sappiamo quanto costi un catalogo del genere, proprio realizzato da Cleofe Finati per Archetipo SRL, molto bello, e guardandolo oserei dire che quasi quasi, cari amici, mi risposerei una seconda volta, perché ho visto degli abiti per uomo veramente meravigliosi. Beh dai, si possono usare anche al di fuori della cerimonia. Anche al di fuori. Quindi... No, io ne avevo uno che quando lo vedrai mi dirai che era veramente bello. Ma vedere qui sinceramente mi viene voglia di risposarmi. Vabbè, lo diciamo in diretta, non si sa mai, qualche pretendente nuova. Vabbè, a parte le battute, è giusto anche sdrammatizzare, visto che siamo alla fine, abbiamo assistito a questa estemporanea che ci ha messo dell'allegria. Ecco, hai seguito le orme della mamma, della famiglia, ecco, come nasce questa voglia per mettersi in gioco in un mondo che è molto competitivo, c'è molta competitività a Udine, perché voi avete l'Archetipo SRL a sede a Udine città, ecco, com'è nata questa voglia, Cleofe? Beh, io fin da quando sono piccolina sono sempre stata vicino alla mamma, ecco, in questo mondo che per me è un mondo molto creativo e io mi reputo comunque una creativa, ecco. E quindi niente, ho preso la palla al balzo e sono qui oggi per parlarvi di questo mondo, che è veramente fondamentale, sia per l'economia del nostro paese, sia per il turismo. Perché comunque, parlando anche semplicemente di numeri, all'interno della nostra regione ci sono 3.814 aziende agricole che fanno parte del settore proprio del wedding, che purtroppo... Vediamo il numero. 3.814. 3.814, quindi prima di fare dei provvedimenti legislativi a livello nazionale e regionale, ecco, bisognerebbe poi tener conto di questi numeri, 3.819 imprese. E soprattutto, cioè, anche il fatturato proprio a livello italiano, parliamo di 67 miliardi di fatturato proprio italiano del mondo del wedding. E parlando proprio del comparto del wedding, ovviamente non ci siamo solo noi come aziende che producono abiti da cerimonia, ma
che fanno tutto made in Italy, che per noi è una cosa fondamentale, perché bisogna portare l'Italia fuori. E ci sono anche i parrucchieri, ci sono anche i fiorai, ci sono tutte le aziende che producono bomboniere, tutte le aziende che affittano macchine auto d'epoca, quindi è un mondo veramente enorme che molto spesso non gli viene dato il giusto peso, purtroppo. E poi parliamo di una cosa bellissima che è l'amore, quindi insomma, ecco, bisognerebbe un attimo dargli un po' più di forza. E parlando proprio di turismo, cioè di questione di importanza del turismo, possiamo parlare di destination events, che praticamente sono degli eventi che vengono fatti in regione da persone che si interessano a determinate questioni che trovano interessanti in regione e vengono a fare gli eventi qui. Questi, c'è un numero che possiamo ricordare, è un dato del 2019, sono stati fatti 360.000 destination events in regione. E questo numero vorrei che crescesse, perché è veramente molto, molto bella come cosa, perché il nostro territorio è bellissimo a parere mio e purtroppo non gli viene dato il giusto peso da molte persone, anche locali, e invece io ne sono veramente follemente innamorata. Io credo che crescerà, siamo in diretta. Qui poi c'è anche questo network di Esplora e Ama che sta riprendendo, che poi vi farò mettere in contatto perché è molto molto importante che collaboriate proprio in quella filiera, eccetera. Poi, avendo vinto la nazionale azzurra di calcio, e qui le chiacchiere le lasciamo agli inglesi, con tutto il rispetto, per carità, noi siamo veramente fair play, ma adesso noi guarderemo ai 12 miliardi di indotto che avremo per il ritorno d'immagine di una vittoria di una nazionale sportiva. E queste non sono chiacchiere da bar, sono dati che ovviamente anche le testate economiche e finanziarie italiane stanno portando in queste ore all'attenzione di tutti i network. Pensate, una vittoria della squadra nazionale di calcio come ritorno d'immagine, no, per tutti i settori lavorativi, quindi imprenditoriali, ovviamente anche per il wedding, lo aggiungo io, e senz'altro ci sarà un ritorno anche per noi. Se a questo poi aggiungiamo, se riusciremo, come spero, a creare questa filiera attorno all'International Committee Roma and Juliet in Friuli, tutta una filiera con i partner anche qui di questa sera, credo che siamo sulla buona strada. Sono d'accordo anch'io e ci spero veramente tanto, con tutto il cuore. Ecco, saluto anche Cerri Tumaco che fa parte del vostro staff, che sta anche lui riprendendo qua in diretta. Ovviamente ringrazio Elena e Stefano per le altre riprese. Se volete aggiungere qualcos'altro, altrimenti no, ringrazio credo che siamo, ecco, certo, giustamente dottor Gregorio Grasselli mi ricorda che il prossimo appuntamento di Vox Populi è mercoledì. È giusto, mercoledì 20, c'è un refuso di stampa, vabbè. Mercoledì 21 luglio, presentazione su un bellissimo libro di storia che va a indagare sulla più bella nobildonna udinese agli inizi del Cinquecento, di Giulia Savorgnan Strassoldo. Una storia che è ripescato dagli archivi inediti. Gregorio Grasselli ne ha curata la ristampa e quindi il 21 luglio ne parleremo, sempre nel segno dell'amore, del turismo e della promozione della nostra identità e cultura. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Il futuro è vostro e grazie per essere stati qui con noi. Grazie.